Scatman's World. Bella raga, ciao a tutti dal Comendone veneziano, Far Cry 3, annamos. Oh ragazzi, ho visto di alcuni bug grafici che ogni tanto rompono le balle su Fire con la nuova, insomma con gli ultimi aggiornamenti. È successo anche a voi? Perché ho visto su, ho visto su YouTube e purtroppo tanta gente si è lamentata, ha fatto dei video con questi bug grafici, anche certi veramente clamorosi di Far Cry. Però volevo chiedere se anche voi avete beccato qualche vaneggio grafico. Dove cazzo stiamo andando? Vabbè, tagliamo un po', chi se ne frega. C'è l'acqua, vaffanculo, mi sono rotti i coglioni. Andiamo a piedi. Andiamo. Ok, 358 metri. Vuoto. Qua non ho più un cazzo di niente a livello di armi. Bene. Mi fa piacere. Ma perché segna 0 se... Vabbè. Vaneggi. Oddio. Andiamo fuori dei coglioni, fuori dei coglioni. Yuhi! Dai, nuota. Dai che ci siamo. Dobbiamo andare da Bok. Andiamo da Bok. Chissà sempre dove siamo. Maledetto. E qua cos'è? Cos'è? No, no, coglione. Siamo entrati. Portiamo il pugnale. Mi piace essere un burattino. No. È facile, basta lasciarsi andare. Ma stai zitto, coglione. Ma dove cazzo devo andare? Ok. Niente, di qua c'è solo una bella cascata del cazzo. Ok. Mi tocca rifare il giro. Yeah, che bello, vaffanculen. Ah, Dio santo. Allora, veramente il senso dell'orientamento del comando è meraviglioso. Giusto. Non mi ricordo un cazzo, Dio mio, dove dovevo andare? Aspetta. Che rincoglionito che sono, ragazzi, mamma mia. Guardate qua ora. Papparapapero però pom pom pom. Possiamo trovare orsi o animali, che di solito è sempre una sfiga. Eccoci. Eccoci qua. Ciao.
Ah, l'hai trovato. Dai, dammelo. Prima, Kit. D'accordo. Hai dietro la porta. Ma non da, aspetta un attimo, coglione, insomma non c'è neanche... Bisogna darne atto a quei cazzo di cinesi. Se ti sventrano, lo fanno con gran stile. Ti immagini essere spudellati da questo? Come se Eccolo Shakespeare là. ti pugnalasse con il calamo. Kit. Kit. Basta, ti prego. Ti scongiuro, non mi toccare. Non ce la tesoro. faccio più. Jason, tirami fuori di qui. Dai, ti supplico. Amico, devi tirarmi fuori di qui. Ti tiro fuori, ok? Sì, lo prometti? Promettimelo. Sì, beh, sono qua apposta, chi sì. caccarita A morta. proposito, ragazzo, ti ringrazio, Mi piacerebbe davvero dimostrarti la mia gratitudine. Sai come si fa tra uomini? Avevi detto che potevamo andare. No. Ho detto che Kit poteva venire con te, ma tu non vai da nessuna parte. Adesso ce ne usciamo dalla Andate quando lo dico io. Non rompere il cazzo. Mi vai bene anche al sangue, come una bistecca. Muori, figlio di puttana! Dai. Merda. Che cazzo di preliminari malati? Aia. No, fiori, sono morto. Che pippone. Sono una pippa relativa, Non ci ho capito un cazzo. Ah, Dio mio. Vai. Muori, figlio di puttana! Aia, ho sbagliato ancora, che palle. Cazzo di preliminari malati. Vai, obeso, figlio di puttana. Ah! Vai a fare in culo, coglione, coglionazzo. Bella. Grande. Sei salvo. Jason, sicuro che sia morto? Sì, sparo sul cuore. Andrà tutto bene. Vieni con me. Conosco un posto dove sarai al sicuro. Successo, brutta sorpresa. Wall Street, baby. Wall Street, baby. Ai. Io voglio Vas. Voglio beccare Vas. Ci siamo? Daisy, Lisa e Oliver sono qui. Sarai al sicuro. Senti, non raccontargli niente, ok? Ok. È un mondo di merda. Credevo di saper badare a me stesso. Ma invece Senti, ti riprenderai, ok? nessuno si riprenderà. Troverò Riley e saremo a Santa Monica in men che non si dica. Riley è morto. Mi spiace. Ha provato a scappare e gli hanno sparato. Cazzo. Kit! Mi spiace. Kit! Ehi, Prego. Ehi. Non Riley. Fratello, che cosa ti è successo? È una lunga storia. Laviamolo. Sì, L'hanno laviamolo. ucciso. Vas e Hoyt, figli di puttana. Un fratello non bastava. Li prenderò. Tutti. Lo giuro. Oh, il puttanone. Ehi, Che mi succede? Che ti Guarda, succede? io poi il fratello, amico. Che cazzo ti vuoi? Riley è morto. hai bisogno di tempo. Stai un po' qui, ci sono io. Mi prenderò cura di te. Tu non c'entri niente! Ma che cosa stai dicendo? Mio fratello è morto. Devo farmene una ragione da solo, ok? Ok, hai Madonna, bisogno, sono qui. sta fidanzata è un smembramento di cazzi proprio,
Mamma mia, che due coglioni biblici. Questa vuole solo il cazzo, altro che. Ok. Porta il pugnale da citra alla citrona. Oh. Yippee! C'è un punto di controllo non troppo lontano. Allora, dobbiamo andare da qua. Ok. Ok, baby. Ok. Andiamo da Citra. Dai, questi caricamenti del cazzo, muoviti. Ta ta ta. Yippee! Andiamo da... Questa è proprio la zoccola per... Era proprio... La stella di tutte le zoccole, queste. Eccola qua, Citra. Citrona. E ora? Ok. Bentornato, Jason. Avevo quasi dimenticato la tua faccia. È bello rivederti. Il pugnale. Sì. Ce l'hai con te? Ce l'ho. Ce l'ho. Sei tornato da noi con ciò che è stato perduto. Vale il puttanone? Questa lama versò il sangue dei nostri avi. Ora è stata presa e i morti vendicati. Vieni con me. Vieni con me. Dai, sculetta, zoccolona. Lasciateci. Tac, tac, tac. Tac, tac, tac. Tac, tac, tac. Tac, tac, tac. Sì, ti puoi camminare anche a fare più veloce, invece. Il problema è che non ti ha 90 anni. Qual è il tuo desiderio? Salvare i miei amici. Veramente? Voglio uccidere Vass e Hoyt. Una volta, tanto tempo fa, c'era uno stagno di loto di acqua pura. La riva era composta di sabbia vellutata e il profumo dei fiori aleggiava nell'aria. Ma sotto lo stagno viveva un gigante che divorava chiunque si avvicinasse. Bene, mi fa piacere. Un guerriero del reame del nord. Sentì parlare del gigante e giurò di ucciderlo. Dipinse Tatau sul suo corpo e attinse al potere della terra dei morti. E quando fu pronto, percorse il sentiero per lo stagno del loto. Il gigante si erse dalle acque immobili. Il guerriero alzò il suo pugnale e tagliò di netto la testa del gigante. Che bella Il teschio storia. del gigante cadde a terra e divenne la nostra isola. I discendenti di quel guerriero divennero i Rakyat, la nostra gente. Ora è sorto un altro gigante. Dimostra che sei degno dei Tatau. Aiutaci a liberare i nostri prigionieri e io ti darò il potere che desideri. Due coglioni. Devo sempre fare tutte che spormi, Allora, cioè. guerriero, ci rivedremo. Sì, sì. Presto. Sta qua non fa un cazzo, andate qua, pugnali, copar mostri. Sta qua non fa un cazzo. Cagare. Vabbè, dai, per le donne questo è altro. Aia. Vabbè, per questa missione ce la spariamo la prossima volta. Vediamo se possiamo salvare, se siamo già... no, non possiamo, dobbiamo andare diretti. E andiamo diretti, spero non sia troppo lunga per non fare un video di 72 ore. Jason, stiamo per attaccare un convoglio di prigionieri di Vaas. Qual è il piano? Un'imboscata. Incontra gli uomini che ti aiuteranno a Churchtown. Saranno felici di darti una mano. Ok, allora vediamo un attimo dove andare. Cazzo, devo andare? Ecco.
distanza. Vediamo il coso. Segna. Ok. Vai. Perché non puoi scalare le montagne, stronzone? Ok. Adesso ti gara a correre, cioè mio, ti gara a correre. No, andiamo, prendiamo Nofi, eccolo qua. Vai! No, questo me lo godo. Vai, 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 corri, amore mia. Na, 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 na. Corri. Oh, ce ne sapevo. Oh. Speriamo di non trovare nemici che non ho coglioni. Credo che questo gioco è uno spettacolo a livello grafico, sì. Nella speranza di non avere più altri bug e cagate grafiche, perché non capisco proprio il perché, sinceramente. C'è... c'è un'uscita, speriamo di sì. Ok, manco male. Vai. Bella, meno male, dai. Adesso fatta, imbarchini. Merda! Andiamo da qua. Vai. Merda, no. Occhio, madonna. Andiamo giù, andiamo giù. Oh, andiamo in cesa. Ok. Vai, Phil, che spacchiamo il culo a tutti. È bello averti qui, Jason. Il convoglio di Vas passa dal villaggio. Dobbiamo piazzare gli esplosivi per bloccarlo. Dammi il C4, faccio io. Dai, andiamo su C4, dai che andiamo. Da paura. Non abbiamo molto tempo, Jason. Piazza il C4. Un attimo che sboccio. I cancari. C4 piazzato! Arriva il convoglio. Pronto? Ciao Jason, sono Lisa. Sono occupato, che c'è? Volevo solo dirti che la barca è quasi pronta. Quando è che torni? Non lo so. Ma torni, vero? Sì, Ok, a presto allora. loro non capiscono. Sono idioti, cioè... Sono deficienti. Ecco il convoglio. Ora innesco gli esplosivi. Non sono dei pirati. Non mi sembrano quelli di Vas. Oh, Cristo! Che cazzo sono questi? Mi sembrano organizzati. Soldati o qualcosa di simile. Vai ragazzi. Resistere è inutile, arresto. Merda.
fretta come un don. Bravo. Bravo comandone, dai. Merda. Ma che palle. No, non c'ho più. Cioè, non ho più munizioni. Vado giù allora. Ok. I Rakias lottano per vincere! E crepano! Caricare adesso! Merda! Vai vai! Bella, sali sul camion! Fermatelo! Curati stronzo! Vado a prenderlo! Dai, dai! Mira sto cazzo, mira! Dai, corri, corri! Parate alle gomme! Dai, dai! Eurotrack Simulator, fioi! Eurotrack! Dai, montiamoli sopra, cazzo! Resistere è inutile, arrestati! No! No! Ricarico! Cristo! Siamo meglio armati e... Sono qui! Bella! Sta buono, posto! Perfetto. Grande comandante. Cazzo! No, che ho preso un colpo! Vash di merda! Vassone, è proprio uno stronzo, Vassone, fi. Ti ho mai detto qual è il Basta, sei una pipa. Follia, sì, follia. È fare, rifare la stessa cazzo di cosa. Sperando che qualcosa cambi. Il primo che mi ha detto questa cosa, gli ho sparato. Il fatto è... Bene. Che coglio. E poi ho iniziato a vederlo ovunque guardassi questi idioti di merda. Ovunque guardassi a rifare la stessa cazzo di cosa. Ancora. Pensando, stavolta sarà tutto diverso. No, dai. Stavolta sarà tutto diverso. Mi spiace, ma non mi piace il modo in cui mi guardi. Ok? Hai un cazzo di problema nella testa. Credi che ti prendo per il culo? Fanculo! Ok? Fanculo! Aia. A posto, bello. Ora mi calmo. Cazzo, Ora questo mi è bello, calmo, c'era nel perché, coso, nei primi no? video fatti di Far Il Cry. fatto è che ti ho già Mostrare il ucciso gioco. una volta. E non è che io
Sono un cazzo di pazzo. Ok. È soltanto acqua passata. Ti ho mai detto qual è la definizione Basta. di follia? Basta, coglionazzo. Oh, cazzo. Ah, sì, è dura, questa è dura. Dai, figlio di puttana, dai. La stanza di quel bastardo. Ok. Sì, però basta, sei una pippa, cioè. Ammazzami con una pistola, che cazzo, rompi le palle così. Col cazzo che fa fuori i guerrieri. Oh merda. L'elicottero. Forse è lì che ha portato i guerrieri. Merda. Cosa cazzo? Io scappo, fiore. Non è una grande idea, Dio santo. Niente ragazzi, sta missione la devo fare con calma. Ho i tempi abbastanza stretti. Vabbè, riprendiamola qua. Riprendiamo veramente una bella missione. Questa sembra figa, cazzo. Però non posso far proprio il Rambo. Ragazzi, un salutone del comandone. Ciao!